Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. L'argomento di oggi è la radionica e i campi di forza. Abbiamo recentemente visto come la radionica si basi sull'emissione di onde di forma. Oggi cerchiamo di capire perché questa cosa funziona e su quale fondamento scientifico poggia. Nel 1930 Bohr e Northrop elaborarono la teoria dei campi di forza. In sede dei loro studi scientifici riuscirono a individuare e a teorizzare appunto l'esistenza di campi di forza che collegano e mettono appunto in comunicazione qualsiasi forma di vita animata o inanimata, cioè che siano materiali attualmente considerati inanimati come minerali, oppure che siano vegetali o animali, qualsiasi appunto manifestazione fisica è parte di un tessuto, diciamo così, un tessuto elettromagnetico che appunto collega tutti gli elementi simili fra di loro. Non solo, a questo si aggiunge che ogni essere umano, ogni essere vivente ha un suo campo elettromagnetico e questo ci permette appunto di non solo di annullare il tempo e lo spazio quando si lavora appunto su un determinato campo elettromagnetico, ma anche appunto di mettere in connessione fra loro anche persone che sono a grandissime distanze. In questo senso appunto possiamo spiegare come un operatore che si trovi a Torino possa lavorare serenamente su un operatore o su un testimone o una persona che fisicamente si trova a Roma, per fare un esempio, per il tramite di un semplice testimone. Dunque abbiamo qui alcuni concetti che toccano non solo la struttura del DNA, il DNA stesso emette appunto di queste frequenze e comprendiamo come appunto la radiazione umana confluisca in questi campi di forza e che questi campi di forza appunto permettano il lavoro a distanza. Non solo il lavoro a distanza, ma il lavoro radionico in sé, perché noi possiamo lavorare con una persona fisicamente presente, ma in che modo la radionica agisce su quella persona, oltre all'emanazione delle onde di forma, è proprio questo campo di forza, cioè la capacità di poter intervenire su un equilibrio magnetico, elettromagnetico della persona a cui si applica il trattamento. Ma come è possibile questo? Cioè come l'operatore interviene su un campo di forza che non è il proprio, ovviamente? Interviene per il tramite della sintonia. Pertanto l'operatore è come una radio ricetrasmittente che si deve sintonizzare sulla frequenza giusta, sulla frequenza che corrisponde al soggetto o l'oggetto del trattamento, e così può intervenire su un equilibrio o un disequilibrio. Ragioniamo sempre in termini di disarmonie e l'operatore che interviene a favore di un oggetto o di una persona va ad agire su una disarmonia per ripristinare un equilibrio. Ecco che dunque abbiamo capito come sia possibile che la radionica entri appunto in questo ambito e possa affiancare serenamente anche altre discipline che permettono e consentono il ritrovamento di un'armonia, di un equilibrio o di altre problematiche che appunto richiedono di poter intervenire. Scusate, ma la mia gatta è molto attratta da questo genere di argomenti, si è palesata. Andiamo avanti comunque
per quanto riguarda appunto questo discorso, è anche possibile, proprio grazie ai campi di forza, poter intervenire su più soggetti contemporaneamente, proprio perché nel momento in cui noi creiamo un testimone virtuale, appunto scrivendo il nome e il cognome di una persona o di più persone all'interno di un foglietto che potremmo inserire, valorizzando il testimone in un triplo decagono, ecco che noi possiamo contestualmente agire su più persone. Anche questo è importante da tenere a mente, perché è vero che più persone appartengono comunque allo stesso campo elettromagnetico che collega tutti gli esseri viventi di tipo umano, ma poi ogni singola persona ha il suo proprio campo elettromagnetico e dunque punti di forza, punti di debolezza, armonie e disequilibri che sono differenti l'uno dall'altro. Questo spiega e giustifica anche i tempi in cui noi vediamo manifestarsi i risultati. E, quanto a questo, cos'è che è necessario ulteriormente fare? Entrare in sintonia è un primo passaggio, ma anche l'attivazione del circuito in sé è fondamentale, poiché è vero che silentemente le geometrie, i numeri, i simboli utilizzati all'interno dei circuiti emanano a loro volta, ma l'operatore deve incanalare questa direzione e queste forze che vengono sprigionate dai circuiti. Pertanto è opera del radiestesista attivare un circuito a favore o in una determinata direzione. Come si può attivare un circuito? Abbiamo detto che la radionica e la radiestesia fanno parte di diciamo, un'unica disciplina, uno il maschile e l'altro il femminile, e dunque per attivare un circuito in modo come dire, fisico, che questo va a supportare, diciamo così, la fiducia dell'operatore, che magari soprattutto si muove in questo ambito alle prime armi e che dunque non ha ancora acquisito quella sicurezza di poter intervenire anche solo con la propria volontà. Pertanto come strumento utilizzeremo un pendolino, meglio un pendolino egizio, perché è un pendolino trasmettitore, di suo ha già questa prerogativa di mettere in connessione la capacità di sintonia dell'operatore e creare un circuito chiuso tra l'operatore e il beneficiario dell'intervento radionico. Dunque un pendolino può essere ruotato in senso orario al di sopra del circuito e dentro il quale appunto è inserito un testimone che appunto farà da ricevente del trattamento. In quanto testimone è proprietario dell'unicità vibratoria che appartiene esclusivamente al soggetto, il soggetto viene appunto indirettamente influenzato dalle onde di forma proprio grazie ai campi di forza. Spero appunto di avervi spiegato almeno nei limiti del possibile come funziona la radionica, che è importante da tenere a mente. Il passo successivo dell'operatore sarà quello di implementare attraverso appunto la pratica, attraverso la fiducia che la pratica darà all'operatore, le sue potenzialità psichiche, poiché ogni limite che noi poniamo nell'intervento di ciò che è intorno a noi è un limite autoimposto. I campi di forza e la virtualità dell'universo nel quale siamo immersi rispondono esattamente alle nostre convinzioni e al nostro modo di credere e di vedere appunto il mondo intorno a noi. Pertanto più ci rafforziamo, più crediamo nella possibilità che una determinata cosa
possa realizzarsi e tanto più eserciteremo questo potenziale fino a vederlo diventare ogni giorno sempre più efficace e sempre più effettivo. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, esercitatevi perché è un modo bellissimo per entrare in connessione con il vostro proprio campo elettromagnetico e per sperimentare quanto siamo immersi a livello di energie e di connessioni in questa realtà che ci circonda. Grazie e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.